Benvenuti al Fulgor Wine Theater di Partesa for Wine, un teatro felliniano dedicato al mondo del vino, al mondo della gastronomia e anche al mondo dei giornalisti che sono intervistati da noi in alcuni casi. Sono 25 minuti intensi per cercare di capire meglio qual è la storia dei nostri intervistati e entrare anche nella loro sfera privata. Oggi abbiamo un produttore. Abbiamo passato tanti giornalisti e abbiamo Michele Tessari con noi, di Carugate. Dicevo Michele, abbiamo passato anche giornalisti, abbiamo avuto l'onore anche di avere importanti personaggi del mondo di sala, anche cuochi, di ristoranti molto importanti del panorama italiano. Oggi ritorniamo a te, un grande produttore, ma prima di essere un grande produttore sei anche un grande amico. Ti leggo una cosa che uno che si chiama Rossi Alessandro ha scritto su di te, che sarei sempre io. E ti ho scritto una volta di te, una frase di Henry Kissinger sull'avvocato Agnelli recitava: era pericoloso pensare qualcosa in sua presenza perché l'avrebbe colta, aveva l'incredibile capacità di percepire le vibrazioni degli eventi. Con tutte le dovute proporzioni, non parliamo di economia o politica logicamente, bensì di vino, queste doti sono leggibili su Michele Tessari. È un complimento che ti ho fatto, ma te lo rinnovo, perché sei una persona estremamente attenta a quello che succede nel mondo, un futurista, una persona che comunque ha ben precisa idea di quello che vorrà fare nel futuro e quindi ha sempre colto le sfumature degli eventi, e questo è il complimento che ti voglio rinnovare prima di iniziare l'intervista. La prima domanda che ti faccio, Michele, è: che cos'è per te il Soave? Cioè, raccontaci come vedi, sotto anche un profilo agronomico, stilistico e socioculturale, questo vitigno. Ben, grazie intanto Alessandro di questo invito e grazie del rinnovato complimento che ricordo con grande piacere. Tornando alla tua domanda, credo che il Soave sia una denominazione, un'area geografica, un territorio, sia una zona di grande valore da un punto di vista enologico, di grande storia da un punto di vista storico-culturale e un patrimonio che noi viticoltori siamo fortunati a celebrare, perché nella vita bisogna essere anche fortunati oltre che bravi. A Soave, nel Soave classico, si condensano situazioni di grande valore da un punto di vista agronomico, pendenze particolari, colline eterogenee, climi che cambiano. Quindi un territorio ricco di opportunità che nel corso dei decenni che sono trascorsi, oramai anche nel corso dei periodi lunghi che sono trascorsi nel secolo breve, nel Novecento fino ai giorni nostri, hanno dato la possibilità a varie aziende, Carugate in primis, di interpretare un territorio unico, esclusivo. E i vini che ne derivano, il Soave classico, perché io entro nel Soave come nella dimensione classica, quindi nella zona più piccola, più pregiata del Soave, ho celebrato e stiamo celebrando veramente dei vini unici. Credo che siamo delle persone fortunate, lo ripeto, perché viviamo un territorio unico. Fatto bene anche a specificare la zona del Soave classico, che spesso un po' ce lo dimentichiamo. Il cuore, come lo è anche il Chianti classico, se ci pensi, quella parola classico ti fa capire quale è la parte pulsante, qual è la vera area geografica che dà comunque la migliore qualità in assoluto. Entriamo anche nella sfera privata. Chi è? Se tu ti potessi descrivere al Times, chi è Michele Tessari? Bella domanda. È una persona, credo, innamorata del proprio mestiere, perché quando si fa un mestiere che piace lo si fa meglio. Credo che sia una persona anche innamorata del luogo da dove proviene, e torniamo al discorso di prima, il Soave, la Valpolicella, perché Carugate è interprete di 3 territori, esatto. Il Soave classico, la Valpolicella e il Sindurello, ma è innamorata anche delle persone, delle generazioni in questo caso, che hanno permesso a me, a Michele Tessari, di calcare questo palcoscenico. Quindi una situazione di somme che va dalla famiglia al territorio, dal proprio mestiere, il mio lavoro in questo caso. Io credo di essere l'interprete di più dimensioni che trovano in me un equilibrio che credo sia un equilibrio di grande valore.
Diciamo che sono tutte parole, sono tutte descrizioni quelle che ti sei dato, che sono estremamente importanti. Fanno capire anche quanto tu sia legato comunque al tuo territorio, come dicevi tu, e quanto l'azienda sia estremamente importante per te. Io so perfettamente, perché ho vissuto una buona parte della mia vita accanto a te, perché abbiamo qualche interesse in comune. E direi che il legame con la famiglia è grandissimo. Io ricordo con affetto Fulvio Beo, tuo nonno, ovviamente tuo padre, che comunque ha dato la spinta a te per diventare quello che sei. Quant'è per te importante la famiglia, anche la tua che hai costruito, e sappiamo tutti che comunque il tuo figlio diventerà poi l'erede di quello che stai costruendo? Sì, ce l'auguriamo ovviamente, anche se del futuro non v'è certezza, come si suol dire. Credo che la famiglia rappresenti un cenacolo di equilibri e di dimensioni che tutti viviamo e da cui andiamo ad attingere. Perché se è vero che nel quotidiano, essendo fuori alle intemperie, uso questo termine, quindi in mezzo a moltitudini di persone, di situazioni, di generi che si vanno a verificare, quando torniamo a casa, se troviamo un equilibrio, se troviamo una quiete, se troviamo una situazione di favore, riusciamo successivamente a interpretare ancora meglio quelle che sono le sfide del quotidiano, lavorative diciamo personali. Quindi credo che la famiglia rappresenti un baricentro che quanto più basso, non da un punto di vista di valori, ma da un punto di vista di solidità sia, più poi ci dà la possibilità di spiccare voli pindarici verso l'alto. Si racconta di un Michele sempre in contrasto positivamente con se stesso, cioè sempre alla ricerca della grande perfezione. Questo è un po' il tuo cruccio, a te piace veramente la perfezione. Sei uno staccanovista all'inverosimile, è tutto vero quello che si mormora di te? Sì, anche questo credo che sia vero. Hai persone anche credo che ti hanno informato bene sui fatti, poi la nostra vicinanza più che ventennale credo che ti abbia aiutato a leggere bene queste dimensioni. Di sicuro, se hai attento notizie fuori, hai attento da persone che hanno dato una lettura corretta. Perché sono critico con me stesso? Perché credo anche qui che si possa comunque sempre migliorare. La contaminazione fra persone che sanno cosa vogliono nella vita e con cui magari si va a interfacciarsi ti porta a crescere, sempre e comunque. Io ritengo che tante cose possono essere migliorate. Se viviamo in una zona fortunata, in una comfort zone, possiamo migliorarla questa comfort zone, confrontandoci. Anch'io sono molto critico con me stesso, non sono mai soddisfatto di quello che arriva, anche e soprattutto magari quando qualcuno te lo va a sottolineare, facendosi complimenti. Io credo che i complimenti siano importanti, diano gratificazione personale, ma non siano un punto di arrivo, perché ai complimenti si può andare oltre. A un oltre sicuramente non ci sono limiti. Bisogna capire la persona che soglia si dà a livello di limite. Nel mio caso credo che sia molto alto. Vorrei farti ascoltare un contributo su di te. Di Michele Tessari non mi dimenticherò mai quella volta che venne in cantina col quad e tutto entusiasta come un bambino mi disse: sali su che andiamo a fare un giro in vigna, fiorando i 100 km/h, quindi devo ammettere che mi ha stupito molto. Un'altra cosa anche che riguarda la passione sui motori, si è fatto restaurare la sua Vespa Special 50 Special e anche lì era tornato bambino e quindi mi ha veramente stupito. E poi mi ricordo di quella volta che mi disse di aver acquistato un iPad che resisteva sotto l'acqua mentre si faceva la doccia. Era il suo momento dove si rilassava e pensava a delle idee per l'azienda e quindi si scriveva e si annotava tutto mentre si faceva la doccia, quindi un grande veramente. Hai riconosciuto la voce? Un grande collaboratore. Sì, un grande. Prego con la domanda perché non vorrei. No, ma sotto la doccia con l'iPad a prendere appunti, neanche lì ti rilassi 2 minuti. Sì, quello è un piccolo vizio che ho, di evitare di rilassarmi e di cogliere quei momenti di rilassamento che comunque ci sono nella vita di tutti i giorni come un'opportunità anche lì
perché abbiamo la mente che è scevra da una serie di situazioni di ostative e quindi riusciamo a cogliere le sfumature con più facilità. Chiaro che poi quando esci dalla doccia e trovi la situazione ostativa subito perché c'è qualche telefonata piuttosto che, hai perso quel momento. Quindi se lo celebri scrivendolo, poi esci e c'hai la soluzione a tanti problemi. Farò anch'io quell'acquisto. Grazie del suggerimento. Comunque tu sei molto legato ai tuoi collaboratori, credi molto nelle persone, ti leghi, le fai entrare quasi in una specie di famiglia, anzi nella tua famiglia. Sono il vero motore dell'azienda, le risorse umane, vero? Sì, assolutamente. Qui adesso entriamo nella retorica perché si dice che il capitale umano sia importante. Io credo che sia fondamentale il capitale umano di tutte le aziende. Noi facciamo un lavoro che è un grande lavoro, siamo persone fortunate perché trasformiamo una materia prima agricola in un alimento che è il vino, in un prodotto di eccellenza. Se coinvolgiamo tutte le risorse umane che stanno in questi passaggi di trasformazione all'ennesima potenza, veramente facciamo prodotti che siano non replicabili. Bisogna contaminandole in 1000 situazioni e io quando posso lo faccio volentieri perché credo che tutte le persone che collaborano con l'azienda, che collaborano con noi, meritano le stesse opportunità che noi abbiamo. Noi siamo oggi magari qui a raccontare una storia in maniera precisa e puntuale, ma dietro di noi abbiamo la consapevolezza di avere persone che hanno la stessa opportunità e soprattutto la stessa passione, che è la passione che muove quel bicchiere di vino che vedo in fondo al tavolo. Che è lì solo, non dobbiamo berlo, ma fa solo scena, diciamo così. Poi c'è una bellissima cosa che tutti i produttori dovrebbero fare, molti lo fanno, altri no, ma sotto quelle 10.000 bottiglie messe a cavò, come dici tu per i giornalisti, non è vero, perché tu vuoi vedere quanto invecchiano per trovare una perfezione futura, è inutile che ti nascondi dietro un cavò per i giornalisti. Questo investimento. È il sogno nel cassetto che mi piacerebbe lasciare anche a mio figlio. Tutti noi portiamo un millesimo sulla schiena, tutti noi abbiamo un'annata, ogni annata è irreplicabile. Leggerla, dimenticarla per leggerla nel corso di decenni è una virtù che pochi possono avere e quindi stiamo dimenticando da anni accarugate vecchie annate e credo che sarà la vera sfida per i prossimi anni a venire, quello di dimostrare che una storia vera è raccontata nel bicchiere in maniera autentica. Cos'è per Michele il concetto di brand del vino nel mondo? Quanto è importante creare un brand dà sicurezza al consumatore? Esiste ancora il concetto di brand nel mondo economico del vino italiano? Sì, io credo moltissimo su questo concetto di brand che è l'assegno per la pensione di tutte le aziende. Bisogna investire sul termine brand. Credo che sia opportuno farlo, serve grande lungimiranza, grande costanza, grande attenzione e soprattutto la cura dei particolari, perché la somma dei particolari ti porta poi a un risultato importante quando hai veramente capito quali sono i particolari da sommare. I grandi brand sono quelli che poi diventano immortali, è un qualcosa che non può avere una fine, un grande brand, bisogna costruirlo e credo che un imprenditore che ha a cuore la sua azienda, che ha a cuore la storia della sua famiglia, debba avere questa costruzione di questo brand come una delle attività prioritarie su cui destinare il proprio impegno. Carugate comunque zitta lemme sta come alcune altre aziende intelligentemente stanno portando avanti, nasce nel cuore del Soave, ma decide di espandersi anche in Valpolicella. Comunque stai tenendo questi due cuori non sotto la stessa capanna, ma sembra quasi che vuoi dare due valori identitari a due territori che sembrano vicini ma sono talmente lontani. È corretto, abbiamo una fortuna anche qui, la Valpolicella con l'Amarone suo capostipite, il Barolo in Piemonte, il Brunello in Toscana, sono quelle macro aree o micro aree a seconda da dove le guardiamo che stanno facendo traghettare il Made in Italy rosso nel pianeta. Quando 25 anni fa abbiamo iniziato questa avventura in Valpolicella non c'era questa speculazione, c'era solo la voglia di mettersi in discussione in un'area rossa che non fosse quella bianca del Soave classico. 25 anni dopo abbiamo comunque continuato a mantenere scinte le due denominazioni, producendole in maniera assolutamente appassionata, perché crediamo che possono essere complementari.
nel raccontare a un'azienda agricola come Carugate che nel mondo vinifica solo uve di proprietà. Non può indurre in confusione il fatto che due territori dove solitamente si produce o da una parte o dall'altra un'azienda possa averle tutte e due sotto lo stesso cappello? Ci sono delle particolari mosse comunicative o di marketing a sostentamento di questa idea di sviluppo? È una sfida più interessante perché quando sei monocultivar, monodenominazione, ovviamente giochi una partita diversa che non bidenominazione con più cultivar. Vero è che il cappello che abbiamo utilizzato è sempre quello delle cultivar autoctone, quindi non abbiamo inserito cultivar alternative. Credo che sia opportuno a livello di marketing continuare a puntare l'attenzione dell'azienda e quindi del focus del produttore sul tema dell'essere sempre un'azienda che non... ho perso il filo. Questo è bello da dire. È il bello, ma no, però tranquillo. Credo a livello di marketing, a livello di comunicazione, che sia opportuno mantenere la soglia di attenzione alta sul fatto che sono tutte viticolture estreme, perché noi siamo a 500 metri di altitudine. Entrambi sono estremi, è vero. Entrambe giocano un ruolo fondamentale nel panorama dei vini italiani perché da terreni vulcanici, da terreni minerali, quindi la comunicazione è abbastanza simile per certi versi. È più quella commerciale, poi dopo la parte geologica, la parte di scissione da parte proprio dei due ambienti differenti, dei substrati geologici, dell'opportunità comunque di portare avanti un'anima bianca e un'anima rossa insieme. Lo ha fatto Umani Ronchi tra Marche e Abruzzo, quindi è fattibilissimo anche all'interno dello stesso territorio, dello stesso comprensorio. Comunque ti sta riuscendo particolarmente bene e non sazio, cioè aggiunto le bollicine, altro grande territorio. È un'altra area geografica storica quella lì, È un'altra area storica di grande valore a 600 metri di altitudine, quindi alziamo ancora di più, assolutamente. Carugate, lo sappiamo, a livello, vedo una guida importante, quella del Gambero Rosso, è l'unica azienda veneta, in Italia vorrei giocarmela, che è riuscita nel corso di questi ultimi 25 anni ad andare a premio con 3 denominazioni diverse, Soave Classico, Amarone, barra Alessini Durello, con il massimo riconoscimento di 3 bicchieri. Esatto. Non a caso ci hanno telefonato poco dopo l'arrivo dell'ultimo nato, l'Amedeo, con i 3 bicchieri qualche anno fa, per dirci: ma sui Colli Iberici c'è un'azienda in vendita, avete intenzione di esplorare? Ho detto, la vita è breve, cerchiamo di godercela. E infatti la domanda successiva era: ma Michele Tessari ha voglia di espandersi o no ancora di più? Magari sempre nella stessa denominazione, cercando ancora di più di trovare cru importanti. Io vorrei lasciare a chi verrà dopo di me, se verrà qualcuno, ci auguriamo di sì, un lascito in valore più che in volume. Quindi vorrei che il prezzo medio delle nostre bottiglie, che spesso e volentieri, parlo del Soave, del classico magari, hanno un X valore, fra qualche anno possa essere un X valore con una N vicino. Questo perché vuol dire che si è riusciti veramente a far comunicare ai nostri player, ai nostri clienti, quanto sia importante questo territorio e quanto la qualità di questa viticoltura eroica, esclusiva e particolare debba essere tramutata nel bicchiere con un prezzo diverso. Quindi un aumento di quello che è il prezzo medio delle bottiglie, supportato da investimenti che sono sotto gli occhi di tutti a Carugate. Anche lì Francia insegna. Sei soddisfatto della nuova zonazione? Ma è una zonazione che è un punto di inizio. Esatto. Io credo che per partire da qualche punto di vista bisogna mettere giù una bandierina e da lì salire. È un punto di inizio che deve essere condiviso da tanti produttori, non tutti lo stanno condividendo adesso, ma è un punto di partenza. La strada è quella giusta, la zonazione ovunque è stata fatta ha dato comunque risultati che in valore nel corso degli anni poi si sono rivisti. Credo che anche qui da noi nel Soave classico sia un punto di partenza buono. Proprio a Soave, secondo me, può essere presa come case history. Si è tramutata una denominazione di quantità in qualità negli ultimi anni, frutto forse anche dell'avvento delle nuove generazioni alla guida delle aziende. Secondo te le nuove generazioni, quindi tu hai modo di confrontarti non solo sul territorio ma anche fuori, saranno generazioni in grado di supportare i nuovi wine lovers e ci sono idee ben chiare di come sarà il futuro del vino italiano in mano a questi giovani e rampanti imprenditori? Io vedo nuove generazioni che stanno arrivando
alcune le conosco tutte personalmente, alcune un po' di più, alcune un po' di meno. Vedo nuove generazioni sicuramente più attente a questo tipo di comunicazione verso il wine lover, verso il mondo del marketing. Vorrei che fosse chiaro il concetto che queste nuove generazioni, e io mi inserisco in questa generazione. Se non sei nelle giovani generazioni. Grazie. E devono essere prima di tutti appassionate del proprio mestiere, perché la vera comunicazione si fa quando si comunica un qualcosa in cui si crede fermamente di essere interpreti, e non diciamo di essere un qualcosa che viaggia in quel momento storico e quindi deve essere comunicata. Quindi chiedo e credo che sia la passione che farà la differenza nella comunicazione di tutte queste nuove generazioni. La carta stampata rimarrà sempre, come puoi vedere, e sarà sempre più preziosa. E lo scritto sarà indelebile nella storia, quello poco ma sicuro. Social, video, audio sono veramente il futuro della comunicazione del vino nel mondo? Io credo di sì, perché il mondo è tutto più liquido, tutto è più alla portata, più reperibile, tutto abbiamo in tempo zero, abbiamo tutto sotto l'occhio. Bisogna essere consapevoli di questo e inserirsi nella maniera più ordinata e coerente all'interno di questa fluidità che sta invadendo e che ha invaso tutto il nostro quotidiano. Se Michele non fosse un produttore di vino, chi sarebbe oggi? Allora ho credo una duplice veste, non ti posso dire una sola, magari fra qualche anno ho un ottimo medico. Ma lì non possiamo, a meno che non ti decidi di buttare a capofitto su medicina adesso. Ok, oppure non te lo consiglio, non credo. No. Io ti rispondo. Oppure credo anche un buon ufficiale Qui ci vedo un po' di più. Delle forze armate, ecco. Ti ci vedo un filo di più. La batteria oggi è completa dopo l'investimento anche fatto sugli sparkling. Abbiamo comunque uno dei territori più importanti d'Italia sui bianchi, sulla parte dei rossi Sava Sandir, e sugli sparkling ovviamente una zona storica. C'è qualcos'altro che bolle in pentola? Sì, c'è qualcos'altro che bolle in pentola e che debutterà nel 2023. Stiamo lavorando alacremente a un progetto di una diversificazione aziendale che vedrà protagonista una bevanda a base vino, lavorando con delle erbe officinali su un progetto che è in pista a Carugate, erbe officinali del territorio, e quindi sempre prodotto base vino, però con una carezza di erbe officinali, non aggiungo altro. Io mi aspettavo il Trebbiano di Soave. Altro grande vitigno. Il Trebbiano è già a Carugate, come sappiamo, da qualche anno. Stiamo solo stilisticamente, abbiamo già condiviso con Beppe Caviola, che ci segue da tanti anni, un progetto di crescita. Ormai è parte della famiglia anche lui, come lo sei tu. Su Studio e su altri vini, l'innesto di questo Trebbiano di Soave, che sarà un innesto in un caso in purezza per quanto riguarda Studio. Io volevo andare oltre quello che è già stato deciso con questo progetto che ti ho raccontato. Bello, perché non lo sapevo neanche io. Quindi hai spoilerato, come si dice, una novità importante. Un'ultima domanda, perché siamo perfettamente nei tempi. Cosa insegnerai a tuo figlio? Solitamente si lascia una cosa, che è quella che si ricorda. Ci pensavo in questi giorni di festa, dopo ovviamente le situazioni che si sono create dopo il Natale, dove c'è la famiglia che viene un po' più in prima dimensione. Io vorrei lasciare a mio figlio la consapevolezza di essere una persona fortunata, perché comunque sia, come sono stato fortunato io, credo che anche lui possa giocarsi una partita di grande livello, a livello di possibilità che si può avere. Vorrei insegnare il senso del sacrificio, perché se è vero che si è persone fortunate, significa che qualcuno si è sacrificato perché questa fortuna possa essere arrivata, e quindi non dimenticare il senso del sacrificio, e poi anche il senso del dovere, che è un altro tema dove tutti chiediamo diritti. È un mondo dove tutti chiedono diritti, ma pochi sanno che hanno anche dei doveri. Ecco, il senso del dovere credo che sia una testimonianza da raccontare. Sono
stati non perfetti, di più, scadono adesso i 25 minuti. Non è un elemento decorativo, vorrei solo sapere se ti piace o non ti piace questo vino. A me piace. Alla cieca, cosa potrebbe essere? È un grande vino bianco che mi dà soddisfazione bere. Un po' fuori temperatura. Sì, molto fuori. Infatti aspettavo, ho detto, ma è strano che non mi dica che è un filo caldo. Filo caldo. A me piace. Vuoi sapere dove lo collocherei? Lo collocherei nella zona viticola, diciamo nel nord Italia, anche se la temperatura non mi dà, inganna un po'. non mi dà una lettura del particolare. Potrebbe essere, adesso che potrebbe essere anche un vino marchigiano, adesso che lo assaggio con più compiutezza. Quindi vedo un vino autentico. Sì, siamo lì. Vedo quella roba lì, adesso che l'ho assaggiato lo vedo un vino autentico. Senti una matrice di autenticità di vitigno. Ti ringrazierà Michele Bernetti, ma Michele Bernetti dovrà ringraziare anche te perché è il tuo Monte Fiorentino 2020. Però direi che comunque hai scelto un altro vino immortale italiano a bacca bianca. Mi ha tratto in inganno, sì, la Garganega e il Verdicchio, non voglio salvare ovviamente il salvabile, ma sono vitigni che si parlano. Sì. E quindi mi fa piacere che ci sia questo fil rouge. Grazie Michele della chiacchierata, è sempre bellissimo stare con te e soprattutto almeno abbiamo sdoganato alcune news importanti per la tua azienda, ma raccontato qualcosina in più di te. Grazie ancora, noi tanto ci vedremo sicuramente in altri lidi. Ringraziamo tutti e alla prossima puntata del Fulgor Wine Theater by Partesa for Wine.